La capolista approda nell'arcipelago per confermarsi in vetta alla classifica. Di fronte trova chi in quel posto, in quella posizione di primato vorrebbe tornare dopo un rendimento esterno un po' altalenante. Da lepre a cacciatore, hanno detto sulla pagina della squadra locale, con l'obiettivo di riprendersi una vetta che però adesso parla nuorese e a tinte verde-azzurre. Oltre 200 anni di storia in questi due club gloriosi che hanno scritto la storia del calcio sardo, ma ciò che conta è il presente che oggi può costruire futuro. Da Salvatore Zicchina, amici di Directa Sport, buon pomeriggio, questa è Ilva Maddalena Nuorese, è la 22esima giornata del campionato di eccellenza regionale. Le squadre sono al centro del campo, suona l'inno dell'Ilva Maddalena mentre vi diamo conto dei protagonisti di questa partita. Iniziare dalla terna arbitrale, designazione tra virgolette straniera, è il signor Lorenzo Savoldi di Bergamo, chiamato a dirigere la sfida, un cognome e una provenienza che rimandano a vecchi campioni degli anni 70 del calcio italiano. Ad assisterlo nel compito il signor Antonio Carmini di Olbia, che opererà sotto la nostra postazione come primo assistente. Dalla parte opposta il signor Augusto Giovanni Scanu della sezione di Sassari. L'Ilva va a prendere possesso della metà campo di sinistra in maglia biancoceleste e in pantaloncini bianchi la squadra di casa, nel classico verde-azzurro la Nuorese, che muoverà il primo pallone di questa partita. Attendiamo il fischio e poi andremo anche con le formazioni, con le scelte dei due tecnici per questo big match della 22esima giornata. Nuorese in testa con 40 punti, l'Ilva che insegue a 37. In terza posizione, nel mezzo c'è l'Ossese a quota 39, impegnato oggi sul terreno amico del Walter Frau contro il Sant'Elena. Giornata di scontro diretto anche all'Igius, dove sono impegnate Lanusei e Tempio in questo campionato di eccellenza, che forse non sarà il più bello di sempre, ma è sicuramente uno dei più avvincenti da quando nei primi anni 90 è stata istituita questa categoria come massimo campionato regionale. Intanto è la Nuorese che ha mosso il primo pallone, ma l'Ilva ha già intercettato. L'Ilva in campo con Tiago Verardi tra i pali, la linea difensiva composta da Tessaro, Bonu, Esposito e Vitelli. A centrocampo abbiamo Bert, Verdoliak e Attili, in avanti Casazza, Decenco e Caio Piassi. A disposizione di mister Favarina, la sua prima interna da quando è stato chiamato a sostituire Sandro Acciaro sulla panchina dell'Ilva. Abbiamo Catena, Pintus, Animo Bono, Zaharia, Reale, Alvarez, Serra, Mondino e Alvaro Lima. La Nuorese risponde con magia tra i pali. La linea difensiva, quella consueta, composta da Cate, Carraro, De Solis e Puddu. A centrocampo Mattia Aru, Cadau e Tanda. In avanti, accanto a Massimiliano Manca, ci sono Marco Caggiu e Fabio Cocco. A disposizione di mister Bonomi abbiamo Ruggiu, Falchi, De Murtas, Cadeo, Andrea Aru, Filia, Floris, Todde e Pilu. Nel frattempo la Nuorese è tornata in possesso di palla con De Solis che scambia dalle retrovie con Carraro. Quindi Catte sul settore di destra, dentro a cercare Tanda. La pressione di Bert mette un po' di apprensione a Tanda, che è costretto a giocare fuori. Allora l'Ilva può ripartire dalle retrovie con Esposito. L'ex giocatore del Budoni va su Bonu. A proposito di ex Federico Bonu, un passato alla Nuorese, 2 stagioni per lui, 2 stagioni molto importanti dal 2013 al 2015. È stato uno degli artefici dell'ultimo trionfo verde-azzurro nel campionato di eccellenza nel 2014, poi anche il primo anno di Serie D per il giocatore originario di Borore. Qui Decenco prova a tradurre un cross dalla destra di Tessaro. Palla che esce, ma c'è stato un fallo in precedenza su Tessaro e dunque calcio di punizione dalla tre quarti destra in favore dell'Ilva Maddalena. Prova a partire forte la squadra maddalenina, un po' una caratteristica della compagine allenata prima da mister Acciaro, poi da Giancarlo Favarin. Squadra che è solita partire forte, poi magari a calare un po'
nell'ultima parte di gara. Insomma, questa è un po' una consuetudine che abbiamo visto nelle ultime 2 trasferte in cui l'Ilva è stata rimontata prima da un doppio vantaggio sul campo della Ferrini, poi a Uri, dove dopo il vantaggio iniziale la partita finisce 2-1 per la squadra che gioca in casa. Qui De Cecco prova a giocarla, qui la deviazione, forse l'ultimo a toccare è Verdoliak, palla che arriva centrale dalla parte di Magia, che poi accenna al passaggio per Carraro, ma c'era Caio Piassi a chiudere quella linea. Allora la Nuorese inizia dall'altra parte con Puddu che gioca in verticale su Cocco, la pressione di Casazza, il fallo sul capitano della Nuorese, calcio di punizione per la squadra verde-azzurra. Lo stesso Cocco va a giocare per retrovia su De Solis, si va dall'altra parte dove c'è Catte, da Catte a Carraro, ancora per Catte, elude la pressione di De Cenco, poi gioca in avanti a cercare Manca, tallonato da Esposito. Manca difende il pallone tra 3 giocatori dell'Ilva, poi la perde il centravanti originario di Tiesi e allora può ripartire l'Ilva con Bonu, da Bonu a destra su Casazza, cerca l'1 contro 1 con su Puddu, poi Casazza scambia con De Cenco, costretto ad arretrare dalla pressione di Mattia Aru. Scelta di Bonomi oggi per sostituire lo squalificato Argiolas, qualche problema sul fronte fuori quota per la Nuorese dopo la doppia espulsione combinata ad Argiolas e a Cossu. Attenzione qui Piassi, Carraro si distrae un po' ma poi è in controllo. Dicevamo doppia espulsione nell'ultima partita con il Carbonia per Cossu e Argiolas, a seguito di un parapia che poi è costata un cartellino rosso anche a 2 giocatori del Carbonia, verdetto del giudice sportivo piuttosto impietoso. 2 giornate per Argiolas, 3 per Cossu, che quindi saltano questa partita e anche le prossime. Sul fronte Ilva Ruzzittu, il portiere titolare, sconta la seconda delle 2 giornate di squalifica dopo il concitato post Ferrini. Al suo posto Tiago Verardi, che si è già visto in campo contro l'Atletico Uri. Qui Verdoliak apre a destra per Casazza, attenzione perché ha spazio Casazza la gioca dentro e poi la deviazione vincente di Vittorio Attili. L'Ilva passa in vantaggio dopo soli 6 minuti di gioco. Il gol di Vittorio Attili, bravo a correggere a rete. Il cross arretrato di Casazza, difesa della Nuorese che se l'è un po' dimenticato Casazza, e poi giocata intelligente del numero 7, cross arretrato per la corrente Vittorio Attili e l'Ilva conferma la sua consuetudine a partire forte, passa in vantaggio allo Zecchina 1-0 per la squadra isolana nuorese, già costretta a rincorrere. Il gol di Vittorio Attili, 6° minuto di gioco, si sblocca già la gara dello Zecchina e adesso il Nuorese è chiamata a reagire. De Solis in avanti per Tanda di prima intenzione, attenzione perché interviene puntuale Verdoliak, poi la giocano indietro Caio Piassi, Bonu dialoga con Verdoliak, l'Ilva ha già riconquistato palla, Esposito, Tessaro dentro per Verdoliak, ancora Verdoliak per Bonu, si apre Casazza sulla destra, ancora Casazza, gioca in avanti, qui anticipato Puddu dall'intervento di Bert che dialoga con Casazza, interviene Cadau che va a mettere ordine, subisce anche fallo Cadau, si gioca per il vantaggio con Aru che apre a destra per Caggiu, legge bene la situazione Vitelli, allora può ripartire però ancora la Nuorese con Manca, protegge questo pallone, lo gioca a sinistra su Cocco, va Puddu in sovrapposizione, Cocco sterza, la mette al centro Vitelli, attenzione perché Bonu la tocca, proteste della Nuorese perché il pallone è finito sul braccio di Bonu. Ha valutato forse l'involontarietà dell'arbitro che ha fatto ampi cenni di proseguire, ha protestato la Nuorese sulla chiusura di Vitelli, la palla è finita sul braccio di Bonu. Sono quelle situazioni che nel calcio di oggi
sono un po' rischiose, ecco, diciamo così. Comunque si continua a giocare con Cocco che porta il pallone sul destro, cerca ancora la diagonale per Caggiu. Esposito mette fuori di testa e adesso la Nuorese prova a mettere il naso in avanti e prova a reagire. Siamo all'8° minuto, l'Ilva da 1 minuto e mezzo ha trovato il vantaggio grazie al gol di Vittorio Attili, bravo ad accompagnare l'azione. Qui Carraro apre nuovamente a sinistra per Cocco, mette giù Cocco non senza difficoltà, Tessaro lo va a chiudere, Cocco rimette il pallone sul destro, ancora Esposito a liberare l'aria, poi Caio Piassi chiama all'azione De Cenco, da De Cenco a Bert, d'esterno a cercare Casazza, interviene De Solis che in gioco aereo mette il pallone oltre la linea laterale, la rimessa per l'Ilva che ha ribaltato il fronte d'attacco. Allora arriva con calma Tessaro, si stacca ancora Bert, quindi Tessaro all'indietro a cercare Esposito, Verdoliak, ancora Esposito, Bonu in avanti a cercare lo scatto di De Cenco, va De Solis in chiusura, De Cenco si appoggia su Casazza, il cross di Casazza, ci prova ancora Attili con l'inserimento, guadagna il calcio d'angolo, si scatena lo Zicchina, oggi particolarmente gremito per questo big match, dobbiamo dirlo. L'unica pecca oggi è non vedere i tifosi della Nuorese in quella che poteva essere una festa di calcio, senza entrare troppo nel merito di quelli che sono stati i provvedimenti. È chiaro che manca qualcosa qui sugli spalti e questo va sottolineato perché poteva essere davvero una bella sfida anche in tribuna. Intanto Casazza la mette al centro, De Cenco non ci arriva e attenzione perché il pallone è buono per Piassi, il suo tiro alto sopra la traversa, ha sentito un po' la pressione della difesa della Nuorese che saliva e Caio Piassi è andato subito alla conclusione. Qui Catte tenta l'iniziativa, Vitelli va a chiudere, allora riparte ancora la Nuorese con Carraro che scambia con Aru. Da questi a Caggiu, deve manovrare il pallone, riesce a farlo passare Caggiu e allora si è proposto Catte, si ferma a Catte, pallone a metà strada tra Manca e Tanda, va a chiudere Bonu, poi Verdoliak dà una mano appoggiandosi su Verardi, riparte l'Ilva con Federico Bonu, quindi Bert ancora su Bonu, pallone giocato sulla destra dove c'è Tessaro, da Tessaro a Casazza, quindi Bonu in avanti verso Attili, l'anticipo di Cadau, la rimessa laterale è per l'Ilva, recupera Tessaro, in avanti la sponda di Attili a cercare Casazza, chiude la Nuorese con Aru che ha ricevuto da Tanda, Aru gioca a destra verso Caggiu, un po' in difficoltà Caggiu in questo controllo, si prende il massimo, ossia la rimessa laterale. Catte, Cadau la gioca di prima in avanti, pallone lontano da Manca, Esposito preferisce prendersi la rimessa dal fondo, Verardi va a recuperarsi il pallone, intanto le indicazioni di Bonomi. Non sembra aver gradito particolarmente l'approccio alla partita il mister della Nuorese, è come dargli torto perché l'Ilva ha trovato subito il vantaggio con la combinazione tra Casazza e Attili, forse troppo libero Casazza sulla destra di poter andare fino in fondo e mettere il cross per la corrente numero 10 che ha trovato il gol del vantaggio. Dalla linea laterale Tessaro va all'indietro su Esposito che si è staccato un po' per ricevere. Adesso Esposito va alla staffilata a cercare De Cenco. De Cenco di prima intenzione per l'inserimento di Attili, rimedia la difesa della Nuorese con De Solis e Carraro in tandem. Ora Attili lascia Casazza che a sua volta non lascia Tessaro, gioca su Bert. Pressato da Tanda, Bert torna all'indietro da Esposito, quindi Verdoliak gioca su
Esposito, ancora Verdoliak, palla in avanti a cercare Dechenko, ha tutto lo spazio per mettere giù Dechenko, l'apertura per Caio Piassi, molto bella, Caio Piassi punta a Cate, Caio Piassi cerca uno spazio che non trova, serve Bert, quindi all'indietro per Verdoliak, Verdoliak in mezzo, attenzione qui, finisce a terra Verdoliak, si è alzata la bandierina del primo assistente per segnalare un fuorigioco, non era Verdoliak ma era Casazza. In ogni caso la sostanza non cambia, qui le proteste iniziali dei giocatori dell'Ilva, ma in realtà c'era fuorigioco, attenzione qui Cadau, trattenuto da Attili che se ne stava andando, calcio di punizione con Carraro che appoggia su De Solis, ancora Cadau che arretra sulla linea dei centrali, mette in movimento Carraro, da Carraro, Carraro va via a Bert, finisce a terra Carraro, calcio di punizione per la Nuorese, le proteste del capitano che forse avrebbe voluto qualcosina in più. Cadau va da De Solis, si è aperto Catte sulla destra, riceve Catte, poi converge il pallone per Cadau, un po' lento ma poi Cadau riesce a giocare su Carraro, supera la linea di metà campo, da questi a Cocco. Pallone che secondo l'arbitro è uscito, Cocco protesta ancora, non ci sentiamo nemmeno di dargli torto perché forse il pallone non era uscito completamente, adesso va un po' a muso duro col signor Savoldi, il capitano della Nuorese. Si riparte con l'Ilva in possesso palla con Federico Bonu, da questi a Verdoliak, quindi Esposito. Alla Caio Piassi, si era inserito Vitelli in avanti, servito adesso Vitelli che affronta De Solis, mette il pallone al centro, Cadau lo aggancia, bello questo aggancio di Alessandro Cadau, poi De Solis mette via nella zona di manca, fa sportellate con Esposito, il pallone passa, poi lo recupera Bonu, invita all'azione Verardi, Verdoliak, Bonu, Bert, Esposito allarga per Caio Piassi, tiene il pallone in campo Caio Piassi, sfida Caggiu, la mette su Bert, da Bert a Vitelli, posizione irregolare, bella combinazione ma l'assistente ha pescato Luigi Vitelli oltre la linea difensiva della Nuorese, quindi calcio di punizione per la squadra verde-azzurra. Carraro, Cadau, apre su Catte, la Catte all'indietro ancora per Alessandro Cadau, quindi Carraro, Cadau, osserva un po' il piazzamento dei compagni, poi sceglie De Solis sulla sinistra, ancora Cadau a ricevere, la pressione alta di Attili, Tanda, ancora Cadau. Ragiona adesso la Nuorese, cerca qualche varco, si è andato a disporre l'Ilva. Qui Cadau prova a lanciare in profondità su Caggiu, legge tutto Verardi, recupera, servito Federico Bonu. Attenzione, qui rischia Bonu col passaggio per Verdoliak sulla pressione di manca. Esposito torna da Verardi. Da Verardi a Bonu, adesso è alta la pressione della Nuorese e infatti recupera palla con Caggiu, da Caggiu a Manca, Manca prova a girarsi, il suo diagonale debole, recupera Verardi, ma bella pressione della Nuorese, Ilva forse un po' superficiale in questo caso, adesso prova a uscire però la squadra madalenina. Dechenko circondato, finisce a terra, si continua a giocare perché ha recuperato Casazza, Casazza taglia il campo da destra a sinistra, vede Caio Piassi largo, Piassi punta a Catte, va via anche a Cadau, Piassi finisce a terra, tiene il pallone Piassi, Piassi con sinistro, chiusura di Catte, poi Cadau perfeziona il disimpegno, Casazza, magia, e attenzione perché il pallone è ancora lì, va al tiro Piassi ma c'è calcio d'angolo. Forse un ultimo tocco di un giocatore della Nuorese, tanto qualche problema per i giocatori verde-azzurri, abbiamo due giocatori a terra, uno è Mattiaru al limite dell'area, l'altro è Cadau che adesso sembra essersi rimesso in sesto,
Calcio d'angolo per la squadra maddalenina, bandierina di sinistra. Due soluzioni. C'è Bert per un tiro a rientrare e credo che l'altro sia Vitelli per un sinistro a uscire. Alla messa dentro da Bert, prova la correzione Dechenko e lui l'ultimo a toccare. Sulla pressione di Manca sarà rimessa dal fondo. Recupera Magia, Carraro, De Solis in avanti, arriva Bonu per primo, prova subito a ribaltare la manovra ma recupera Puddu, un po' precipitoso. Si prende comunque l'applauso di Cocco che era davanti a lui e che forse l'avrebbe voluta sui piedi. Rimessa per squadra di casa. Attenzione, qui Manca, va a contendere il pallone a Verdoliak, lo recupera, quindi Cocco poggia su Tanda, da Tanda a Manca, Manca gioca all'indietro su Cadau, gira intorno a Dechenko, Carraro, Catte, centrale per Cadau, il controllo di Cadau che poi rischia qualcosa, va a recuperare su Dechenko. E qui si prende il cartellino giallo Cadau che si lamenta. Ho preso la palla, dice Cadau. Non è così, dice Savoldi. Calcio di punizione per l'Ilva Maddalena. In ogni caso giocata un po' rischiosa della Nuorese. Arriva il primo giallo di questa partita. Prende Alessandro Cadau. Esposito va a battere verso Dechenko, scavalcato dal pallone, allora Puddu lo mette fuori, Manca prova a prendere posizione su Bonu, il pallone scavalca entrambi, arriva Verdoliak, poi scambia con Esposito, ancora Verdoliak in avanti, Caio Piassi deve impegnarsi a tenere vivo questo pallone, ci riesce, Vitelli ancora per Caio Piassi, limite dell'area, prova l'imbucata per Casazza, chiude tutto Carraro e adesso ha spazio la Nuorese con Carraro che cerca Cocco dall'altra parte, un po' controtempo, pallone corto quello di Carraro, intanto qualche problema per Dechenko che rimane a terra. Allora, gioco fermo quando stiamo per entrare nel 22esimo minuto, siamo quasi a metà di un primo tempo giocato su ritmi interessanti, sicuramente al di là del gol l'Ilva che ha provato a fare qualcosa in più, Nuorese che ancora non si è vista in maniera significativa dalle parti di Verardi se non con la conclusione di Manca piuttosto debole. Ma Nuorese comunque perfettamente in partita, ben messa in campo, deve solo dare qualcosa in più alla qualità del suo gioco offensivo. Tanto momentaneamente fuori Dechenko. Mentre abbiamo un po' rigliato quello che arrivava dalle panchine, chiede maggior velocità alla manovra mister Claudio Bonomi. Qui Esposito, il lancio lungo, Carraro prende posizione, poi cerca Catte, tiene il pallone in campo Catte, Esposito va ad anticipare Manca, poi Piassi non la tiene in campo e quindi la rimessa è per la Nuorese con Catte che recupera sul settore di destra.
da Catte a De Solis, quindi Catte, ancora De Solis, Caggiu fa passare il pallone, attenzione perché può sviluppare il gioco dall'altra parte, c'è Puddu che scende a sinistra, ha cercato Tanda, perde palla, poi Tanda si arrangia su Casazza, lascia correre per il vantaggio l'arbitro, Bert, Bonu, e stavolta invece l'arbitro non lascia correre sul contatto tra Aru e Attili, dovrebbe essere Mattiaru che si è allontanato. Calcio di punizione per l'Ilva, rimane a terra Attili. Si riparte da Bonu che gioca su Esposito, ancora Bonu, centrale per Bert, quindi Esposito, si ferma l'ex giocatore del Budoni, si stacca Vitelli, quindi Esposito, cerca Caio Piassi inseguito da Catte, non gli lascia respiro. E allora si deve tornare da Esposito, quindi Bonu sale la pressione della Nuorese con Tanda, Esposito in avanti, ancora a cercare Caio Piassi, c'è spazio per Vitelli di tacco a cercare Attili, prima di lui Cadau ne capisce le intenzioni, allora adesso prova a ripartire la Nuorese con Caggiu che prova il dialogo con Manca, l'anticipo di Bonu, poi Bert, Piassi in avanti a cercare Decenco arriva prima di Carraro, lo porta fuori Carraro, gli tocca anche il pallone, Piassi, Verdoliak, Bert rischia qualcosa sul ritorno di Cocco, poi si va da Tessaro, palla dentro che passa, non ci arriva Cadau, poi libera per un attimo la Nuorese con Tanda, Bert, Tessaro, fa fuori Tanda che si appoggia un po', ignora tutto l'arbitro, Esposito, Bonu, tutta la Nuorese raccolta dietro la linea della palla, con solo Manca che va in pressione sui centrali, si torna da Verardi, quindi Bonu, Tessaro, ancora Verardi, va a giocare a sinistra su Esposito, provano a stanare la pressione della Nuorese i giocatori dell'Ilva, per un attimo i verdeazzurri avevano anche recuperato palla e Verdoliak è stato un po' costretto a buttarla via. Carraro, Catte, Cadau, ancora Carraro, Cadau che si abbassa e riceve, c'è De Solis che si è aperto a sinistra, ancora Cadau, Tanda, fa possesso la Nuorese, l'Ilva non pressa, Carraro, c'è ancora Cadau, si va quindi da De Solis, cerca qualche spazio a sinistra la Nuorese, qui Cocco di prima intenzione, attenzione perché il pallone rimbalza, Aru va a prenderselo ma Vitelli arriva prima di lui, Verardi, adesso prova ad alzare il baricentro la squadra di Bonomi, Catte, ancora su Carraro, la sventagliata di Carraro a cercare Cocco, pallone che adesso arriva a destinazione, la terzata di Cocco su Casazza, prova l'iniziativa, Cocco mette il pallone sul sinistro, Cocco dentro, troppo su Verardi che presidia il primo palo e si prende docilmente questo pallone. Ricomincia da Esposito, l'Ilva scambia con Verdoliak, palla in avanti di Esposito, poi Decenco, quindi Carraro prima di Attili, Carraro poi va a giocare da Catte, palla su Caio Piassi, rimessa per la Nuorese, Tanda, Catte, Cadau lascia scorrere, e pressato da Casazza, quindi De Solis, sale Puddu, De Solis deve ricominciare dall'altra parte, Carraro, altra sventagliata a cercare Cocco,
la tocca a Casazza, poi la mette fuori un po' alla cieca, dove non ci sono mai i biancocelesti. Momento un po' di apprensione dell'Ilva mentre cresce la Nuorese. Carraro porta la palla a Carraro in avanti per Manca, controllo difficile ma non era facile nemmeno questo pallone. Attenzione adesso a Dechenko che prova a innescare Caio Piassi, la sfida a tutta velocità con Catte che va a chiuderlo. Lo scatto di Caio Piassi, bello l'invito di Dechenko, ma bravo anche Catte perché ha retto alla velocità del brasiliano ed è andato a correggere il suo tiro. Calcio d'angolo per l'Ilva. Casazza e Bert sul pallone, Bert mette il pallone col sinistro, libera Manca, vediamo Catte che riesce a tenere il pallone in gioco, prova a distendersi la Nuorese, qui Catte, servito Aru deve passare su Vitelli, non ci riesce ma la rimessa è per la Nuorese. Aru lascia Catte. Si torna da Carraro, quindi Cadau, ancora per Carraro, Caggiu, quindi Manca, difende su Bert ma sbuca Verdoliak, la prende con le mani Verardi, evidentemente l'ultimo a toccare non è stato Verdoliak, quindi Bert in avanti a cercare Casazza, prova a tenerla in campo di testa e guadagna la rimessa Casazza sull'intervento di Puddu. Evidentemente il pallone non era ancora uscito. Casazza, Bert pensa al traversone col sinistro, invece scambia con Verdoliak. Esposito, Bonu, ancora per Verdoliak, Bonu, quindi Tessaro va indietro da Verardi, Verdoliak, ancora per Verardi, la pressione di Aru, Verardi la scavalca con un lancio lungo, qui Dechenko tiene palla, attenzione all'apertura all'esterno per Caio Piassi, chiude Catte, ancora Dechenko, ignora Attili, ma siamo dall'altra parte, Vitelli ci prova alto sopra la traversa. Arriva ancora al tiro l'Ilva Maddalena, stavolta nessun problema per Magia. Recupera la Nuorese, Carraro, Catte, Aru, vede Caggiu sulla destra, ancora su Catte, dietro a cercare Magia. Quindi Magia serve De Solis, da De Solis a Cadau, si ferma Cadau, Carraro, ancora Cadau, De Solis, Cocco di prima intenzione, prova a aprire dall'altra parte, poi Vitelli in anticipo su Caggiu. Va da Verardi, la prende con le mani e poi mette nuovamente in movimento Vitelli. Si torna da Esposito. Nuorese divisa in 2 tronconi, in 5 a pressare, in altri 5 a presidiare la linea difensiva. Qui Piassi, attenzione perché la Nuorese ha recuperato, manca, il pallone diventa buono per Caggiu. Caggiu prova a passare in mezzo a tanti uomini, ancora Caggiu, la sua azione caparbia, finisce a terra per l'intervento di Bonu, calcio di punizione per la Nuorese, ammonito Esposito però, forse per un fallo precedente, e bel calcio di punizione per la Nuorese, ma che bella iniziativa di Caggiu, si era visto poco fino a questo momento il bomber della Nuorese, e adesso un'ottima occasione per la squadra verde-azzurra quando siamo al 33esimo minuto.
Cocco, Caggiu e Cadau. Tutta l'Ilva dentro l'area di rigore, anche il classico coccodrillo sotto gli uomini in barriera, che sono 4. Sistema Verardi, anche Carraro è andato sul punto di battuta ma si allontana. Restano Cocco e Caggiu. E si allontana anche Caggiu, quindi sarà il capitano a battere verso la porta avversaria. Siamo quasi al 34esimo, ci stiamo entrando adesso. L'arbitro ha ancora il suo da fare nel catechizzare i giocatori al centro dell'area. Ecco il fischio. Va Cocco di potenza, palla nel flipper, ancora Cocco! Qualche timida protesta anche adesso da parte dei giocatori della Nuorese. Tanto l'arbitro ferma il gioco perché probabilmente nel tiro a segno Verdoliak ha preso una pallonata in faccia. Anzi, forse è Bert, sì, è Bert. Tutto a posto comunque, pronto a ricominciare. E l'arbitro autorizzerà la ripresa del gioco dalla linea laterale. Ancora Nuorese che è cresciuta col passare dei minuti. Si è creata una prima potenziale occasione con questo calcio di punizione nei pressi del limite. Qui Magia rischia qualcosa, attenzione perché perde palla la Nuorese. Decenco! 2-0 Ilva! Sbaglia Magia e Decenco con astuzia trova il gol del 2-0. Aveva provato a riprendere la posizione Stefano Magia, l'aveva anche toccata, ma che bella giocata di Caio Decenco. E altro errore difensivo che costa caro alla Nuorese. Allo Zicchina siamo 2-0. Ha segnato per noi Caio Decenco! 35esimo in corso, 2-0 Ilva. Vantaggio di Attilio al sesto, raddoppio di Decenco. Qui qualcosa da rimproverarsi ce l'ha la difesa della Nuorese. Ma è stato bravo anche Decenco, perché pensare e trovare una soluzione del genere non è da tutti. Ha provato a rimediare all'errore Magia, ha anche toccato il pallone, non è riuscito a evitare il gol del 2-0 che arriva, lo abbiamo detto anche poco fa, in un momento in cui la Nuorese stava crescendo. 2-0 Ilva, partita che riprende con Cadau che va a giocare da De Solis, in avanti a cercare Cocco, si alza la bandierina, fuori gioco del capitano della Nuorese. Può ripartire l'Ilva dal numero 5, capitano Federico Bonu. È arrivato il fischio dell'arbitro, ma ancora non si gioca. Batte lungo Bonu a cercare Decenco, attenzione perché il pallone passa, Carraro, De Solis mette fuori con un po' di apprensione, poi Esposito in anticipo su Manca, recupera Aru, poi Cadau, la gioca all'indietro, pallone che arriva da Magia, quindi Carraro, De Solis, ancora su Carraro, De Solis, l'apertura a cercare Cocco, adesso la posizione regolare, Cocco riesce a passare ma c'è il fallo di mano, lo mima apertamente il signor Savoldi. Stavolta la posizione era regolare, evidentemente ha visto un tocco con il braccio del capitano della Nuorese che stava andando via. Si lamenta ancora Cocco, insomma un conto aperto oggi col direttore di gara per il capitano della Nuorese, almeno in 3 occasioni
ha avuto da ridire sulle decisioni del direttore di gara che arriva da Bergamo. Ancora Bonu che va a battere lungo su Dechenko, l'intervento di De Solis, poi Cocco protegge su Tessaro, guadagna un calcio di punizione. Un po' di polemica in campo dopo questo fallo di Tessaro tra Cocco e Bert. Cadao sul pallone, vediamo se l'arbitro ritiene necessario, sì, un chiarimento tra i due giocatori prima di prendere provvedimenti più seri. Si è recavata in maniera salomonica il signor Savoldi e adesso Cadao va a battere su Tanda, protegge il pallone Tanda, l'attacco di Bert. Ancora Tanda, Carraro apre a destra su Caggiu, va via Caggiu, però se la porta fuori. Rimessa per l'Ilva, aveva tentato un'altra bella giocata Marco Caggiu, sicuramente sua l'iniziativa di maggior spessore della Nuorese in questa prima parte di gara, quando è andato a guadagnarsi un calcio di punizione facendo letteralmente lo slalom tra le maglie biancocelesti. Tanto qui Piassi, Bert, Vitelli in avanti a cercare Dechenko, stacca Carraro, la mette fuori, la rimessa è per l'Ilva Maddalena che guadagna qualche metro. Vitelli dall'out di sinistra, Piassi, si gira Piassi, prova a innescare Vitelli, prova a far partire il cross, Murato, allora può ripartire la Nuorese con Catte, fermato dall'intervento di Verdoliak, sarà rimessa laterale per la squadra verde-azzurra, intanto c'è un altro pallone in campo. Nuorese che può ricominciare ancora da Sergio Catte. Si torna da Carraro, Magia, centrale a cercare De Solis, ancora Carraro, occhio alla pressione dell'Ilva, Magia la scavalca con un rinvio, Tessaro prima di tutti, poi la spizzata di Bert e attento De Solis, allora la Nuorese prova a ripartire con Cadao, messo giù da Bert, calcio di punizione, va subito a scusarsi Bert che insomma dopo essere stato ripreso dall'arbitro ha già commesso 2 falli, insomma nel linguaggio non scritto degli arbitri qui si rischia sempre qualcosa. Catte, quindi Tanda in avanti a cercare Aru, da Aru a Caggiu, la sterzata di Caggiu, prova a innescare, manca, pallone che passa, lo fa passare anche Vitelli, chiude Verardi, attende la pressione di Manca per prendere il pallone con le mani, si va da Esposito, Verardi in avanti, Cadao di testa, prova subito a innescare Tanda, il pallone a metà strada tra lui e Cocco, allora Tessaro, poi Vitelli, Catte in anticipo su Caio Piassi, la rimessa è per l'Ilva. Caio Piassi lascia a Vitelli il compito della battuta. Verdoliak, Vitelli alza il campanile, Piassi non la tiene e sarà rimessa per la Nuorese. Il solito Catte dall'out di destra, va su De Solis, ancora Catte, interviene in traiettoria Dechenko, non va troppo per il sottile, Caio Dechenko spedisce fuori, altra rimessa, piove un altro pallone dalla panchina, stanno forse finendo i palloni in panchina.
Catte, manca, la gioca all'indietro, qui Caggiu viene anticipato, il pallone viene recuperato da Piassi a Bonu, Bonu in avanti nella terra di nessuno, rimessa per la Nuorese, Puddu cerca Manca, spalle alla porta, affrontato da Bonu, finisce a terra Manca, non c'è fallo, rimessa per l'Ilva. Recupera Tessaro, dietro per Verardi, quindi Cadau di testa, prova a cercare Cocco, ancora Tessaro, Bert in avanti a cercare lo scatto di Decenco, De Solis arriva per primo, Magia esce al limite, la fa sua, gioca su Carraro, prova a chiudere in attacco la Nuorese in questi minuti finali di primo tempo, Carraro però si ferma ancora, va da Cadau, quindi Magia, la pressione a tutto campo di Bert, quindi De Solis, Puddu la mette giù, poi la gioca in avanti, Manca, pressato da Esposito, poi Casazza prima del recupero di Manca e De Solis ad anticipare Attili, rimessa per l'Ilva che è andata a recuperarsi ancora questo pallone. Tessari cerca Decenco, trova Puddu che la mette di nuovo fuori, rimessa per la squadra maddalenina. Tessari per Casazza, ancora Tessari in avanti, chiude Cadau, Cadau adesso cerca lo slalom, viene fermato, Casazza sfida Tanda, si prende la rimessa laterale il numero 7. Ancora Tessaro, cerca Decenco, trova Puddu, adesso la Nuorese prova a distendersi, qui Manca, difende bene palla su Bonu, calcio di punizione per la squadra verde-azzurra. Cadau, va da De Solis, supera la linea di metà campo, Puddu, torna da Cadau, Carraro, ancora Cadau, quindi De Solis. Un minuto di recupero. Pressato da Berti, intanto segnalato un minuto di recupero in questo primo tempo che quanto a ritmi è stato abbastanza intenso. E adesso Cocco andrà a mettere un pallone al centro, vanno avanti i saltatori dalle retrovie, sia De Solis che Carraro intuiscono che questa può essere una delle ultime occasioni per la Nuorese per cercare, se non altro, di andare al riposo con un passivo limitato. Cocco, attenzione all'imbucata per Caggiu, la difesa dell'Ilva se lo dimentica un po', ringhia a Casazza, quella spintarella che fa perdere il tempo della giocata a Caggiu. Trama interessante comunque questa della Nuorese, si era mosso bene Caggiu, intanto qui piccolo parapiglia a centrocampo che coinvolge Attili, anzi sì, Attili dell'Ilva e forse Aru dall'altra parte, scaldano un po' gli animi mentre scorre il cronometro. Tra poco verosimilmente il signor Savoldi manderà le squadre negli spogliatoi e forse la pausa adesso è quantomeno opportuna per non esacerbare gli animi. E si li richiama Attili e si richiama De Solis, il signor Savoldi ancora sulla linea diplomatica. Il direttore di gara cerca di calmare gli animi, non si sono calmati granché in realtà. Verardi la gioca in avanti, la sponda di Decenco, poi Attili e qui finisce il primo tempo allo stadio Zecchina. L'Ilva è avanti per 2-0, i gol realizzati da Attili al Sesto
e da Decenco al 35esimo si è vista sicuramente di più in avanti la squadra maddalenina. Alla Nuorese è mancato qualcosa negli ultimi 16 metri, un quarto d'ora di pausa e poi torneremo per raccontarvi il secondo tempo da Salvatore Zecchina. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro?
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
Investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Esiste un momento in cui tutto sta per succedere. Pochi istanti prima di trasformare i sogni in realtà. È un momento che nasce da lontano, dall'amore per lo sport e il desiderio di vestirlo, diventato col tempo una fantastica storia da raccontare, fatta di tradizione, impegno, qualità e una famiglia sempre più grande. La storia di uomini e donne alla continua ricerca della perfezione. Produttori che dal 1988 selezionano e creano ogni giorno nelle nostre sedi di proprietà capi personalizzati per sostenere al meglio la vostra passione, nel rispetto di tutti quei valori che rendono ogni sport la nostra casa. Per questo continuiamo a credere nella ricerca e nell'uso di materiali responsabili per vincere insieme la sfida più importante, quella per il nostro pianeta. Questa è la storia di produttori italiani diventati grandi nel mondo, che continuano a guardare al futuro attraverso le proprie origini. Una storia che dura ormai da più di 30 anni. Iniziata nel momento in cui tutto cambiò. E possiamo rientrare dallo stadio Zecchina ancora con un po' di sottofondo musicale. Le squadre sono rientrate in campo per disputare il secondo tempo. Sarà l'Ilva a muovere il primo pallone. Non abbiamo visto movimenti dalle panchine, quindi confermati i 22 di partenza. Sarà l'Ilva appunto a muovere il primo pallone. In maglia bianco-celeste attaccherà da destra verso sinistra rispetto al punto di osservazione curato dalle immagini e dalla regia di Mauro Farris in questa esclusiva targata Directa Sport. Nel classico verde-azzurro la Nuorese chiamata a rimontare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo con i gol di Attilia al 6° minuto e di Decenco al 35esimo. Attendiamo il fischio del signor Savoldi e poi torneremo sul racconto della partita. Eccolo qua il fischio d'inizio che sembrava essere rettificato, invece non è così. E allora primo attacco dell'Ilva con Decenco che cerca un qualcosa che non abbiamo capito bene. E andiamo con gli 11 titolari delle due squadre, con l'Ilva che schiera Verardi tre pali, Tessaro, Bonu, Esposito e Vitelli in difesa, Bert Verdoliak
e Attili a centrocampo, in avanti Casazza, Decenco e Caio Piassi. La risposta della Nuorese è speculare, 4-3-3 anche per mister Bonomi, però attenzione, entriamo subito in diretta. Qui Puddu chiude su Casazza, poteva essere potenzialmente un pericolo per la Nuorese, qui finisce a terra Aru, attenzione a Decenco che apre in una zona in cui non ci sono maglie biancocelesti, c'è Puddu in anticipo. Andiamo con il 4-3-3 della Nuorese che schiera Magia tra i pali, Cate, Carraro De Solis e Puddu in difesa, Aru, Cadau e Tanda a centrocampo, ai lati di manca Caggiu e Cocco. Questi i primi 22 in campo, non ci sono state sostituzioni nel corso dell'intervallo e allora andiamo a seguire questo secondo tempo. L'Ilva come di consueto è partita forte, gli accade praticamente sempre al team di ora allenato da mister Favarin, in precedenza da Sandro Acciaro. Adesso bisogna vedere un po' la tenuta della squadra di casa e bisogna vedere anche la reazione di una Nuorese non sempre brillante negli ultimi 16 metri, ma attenzione perché proprio negli ultimi 16 metri stava rimbalzando un pallone minaccioso, libera la difesa dell'Ilva che adesso vede la Nuorese ripartire ancora una volta con Cocco sul settore di sinistra, davanti a lui Casazza e Bert, la sterzata di Cocco che poi prova a giocarla in una zona in cui prima ad arrivare è Vitelli che gioca all'indietro su Tiago Verardi, quindi il rinvio per Decenco, la spizzata per nessuno, chiedeva ad Attili di inserirsi Decenco, non è stato dello stesso avviso il numero 10, ma l'Ilva ha già recuperato palla con Casazza, porta palla a Casazza, la mette al centro, qui l'uscita di Magia protetta da Carraro e adesso si fa ridare il pallone Carraro, riparte la Nuorese, qui Caggiu, il contrasto con Attili, attenzione giallo per Caggiu, intervento in ritardo e giallo anche per Bonomi che protesta. Aveva vinto un primo rimpallo Marco Caggiu, poi Attili lo ha anticipato, non certo cattive le intenzioni del giocatore della Nuorese, intervento però in ritardo, calcio di punizione per l'Ilva. Verdoliak sul pallone, intanto ha mandato diversi giocatori a scaldarsi, Bonomi lo ha fatto anche Favarin sull'altro fronte, quindi probabilmente vedremo qualche nuovo protagonista nei prossimi minuti. Soprattutto la Nuorese ha bisogno di smuovere qualcosa, visto il doppio svantaggio. Esposito, Bonu, Verardi batte lungo per lo scatto di Attili, si alza la bandierina mentre Carraro era andato in anticipo, ma Attili era in fuorigioco, lo ha prontamente segnalato l'assistente che opera sulla postazione opposta. Ricordiamolo, alla terna arbitrale Lorenzo Savoldi da Bergamo a dirigere le operazioni di gioco, sotto di noi in qualità di primo assistente il signor Antonio Carbini dalla sezione di Olbia, dall'altra parte Augusto Giovanni Scanu della sezione di Sassari. Qui scivola Caggiu, l'invito di Aru poteva essere interessante, qui la rimessa è per l'Ilva, Aru non è molto d'accordo con questa decisione e allora è Vitelli a recuperare la sfera. Nel corso dell'intervallo, un po' tramite qualche applicazione, un po' sentendo anche i colleghi sugli altri campi, siamo andati a recuperarci i risultati più importanti di questo 22esimo turno di eccellenza che si gioca quasi integralmente al sabato. Abbiamo il vantaggio dell'Ossese al Walter Frau sul Sant'Elena, 1-0 per la squadra bianconera e Ossese che al momento guida la classifica con 42 punti, 2 in più di Ilva, Maddalena e Nuorese. Il Tempio è in vantaggio per 1-0 all'Igius contro il Lanusei, al momento questo vale il sorpasso dei Galletti al quarto posto sulla squadra ogliastrina. Tempio 37, Lanusei 35, risultati comunque ancora
provvisori. Dicevamo un turno che si gioca quasi integralmente al sabato, domani Calangiano Stortoli a chiudere questa giornata. Torniamo in cronaca con Tanda che non arriva sul pallone, ma c'è Puddu, attenzione perché Puddu pensa al tiro, palla sulla traversa, incredibile la conclusione di Puddu, ci ha creduto Nuorese, vicino al gol che avrebbe riaperto la partita. Grande iniziativa di Puddu, Verardi scavalcato, la palla è scesa, non abbastanza dal punto di vista della Nuorese, ma occasionissima per i verdeazzurri con Silvio Puddu che ci ha messo qualità e coraggio. Dall'altra parte adesso Bert gioca su Verdoliak, perde palla e ancora Puddu a ribaltare l'azione, prova ad andarsene via. Bert rimonta e poi Esposito mantiene la calma. Fulmine a ciel sereno e Nuorese a un passo dal 2-1. Qui Vitelli si prende la rimessa, no, la rimessa è per la Nuorese. Catte, Aru, finisce a terra Aru, non c'è fallo secondo Savoldi, recupera Verdoliak. Quindi Esposito all'indietro ancora su Tiago Verardi. Serviva uno squillo della Nuorese e questo è arrivato a inizio secondo tempo. Decenco, Bert apre su Casazza in ritardo su questo pallone che ha preso velocità, rimessa Nuorese da Puddu a De Solis, quindi Magia porta palla fino al limite, Magia esce anche dall'area di rigore, poi gioca su De Solis, porta palla il centrale della Nuorese, gioca su Puddu, De Solis la spedisce in avanti a cercare Cocco, non ha un buon controllo Cocco, palla che esce, rimessa per l'Ilva. Bert, Vitelli, scusate, Tessaro per Esposito con qualche rischio. Siamo già in zona Caio Piassi, sul settore di sinistra lo affronta Accate, Caio Piassi converge, quindi Bert, palla dentro per Vitelli, bella chiusura di Cate che poi resiste anche al ritorno di Caio Piassi. Esce bene la Nuorese con Cadau qui indugia un po', Decenco gli sporca la traiettoria, ma è ancora Nuorese con Caggiu in avanti a cercare Manca, il duello con Bonu, si lamenta Manca per una possibile trattenuta, non è dello stesso avviso il signor Savoldi che da questo punto di vista come direzione sta lasciando davvero correre tanto. Ancora il duello tra Piassi e Catte, Piassi passa anche su Cadau, quindi Bert si va a destra da Tessaro, quindi Casazza non controlla bene, rimessa Nuorese, Puddu prova a velocizzare, va a giocare su Tanda, quindi abbiamo De Solis, Carraro, avanza adesso la Nuorese, prova ad alzare il baricentro, si propone Tanda, si va da De Solis, a sinistra si è portato Cadau, quindi Cocco ingaggia il duello con Casazza, vede Cadau nel corridoio, Cadau prova a passare su Bonu, non ci riesce e qui attenzione all'intervento di Tanda su Attili che finisce a terra, non si concretizza il vantaggio. Savoldi va da Tanda e gli mostra il cartellino giallo, intervento da dietro e intanto insomma lo sottolineiamo come i tifosi organizzati dell'Ilva che si trovano dall'altra parte espongono striscioni anche di solidarietà rispetto al provvedimento che ha impedito ai residenti nella provincia di Nuoro di poter assistere alla partita, sicuramente l'unica mancanza, forse la più grande in quello che è lo spettacolo del calcio in partite di questo tipo e di questo livello. Qui Bonu gioca in avanti, Decenco, il duello fisico lo vince De Solis, poi Cadau mette ancora in movimento De Solis, c'è spazio adesso per Aru
che forse perde il tempo della giocata, ma riesce a girarsi e a giocare su Tanda. Tanda vede l'inserimento di Caggiu, Caggiu mette giù il pallone, poi interviene Vitelli in maniera efficace a coprire l'uscita di Verardi. Classica spina del fianco, però Marco Caggiu quando parte è sempre un problema per le difese avversarie. Grande stagione per il giocatore della Nuorese, che adesso è andato anche a riconquistarsi il pallone. Manca il pallone per Cadau, c'è Cocco libero a sinistra e viene servito. Cocco affrontato da Casazza, converge, mette il pallone al centro, Bonu pulisce l'area di rigore. Grande stagione per Marco Caggiu, dicevamo, classe 2006, giovanili dell'Olbia. Quest'anno, diciamo, la prima piena stagione da big, sta dimostrando di valere forse anche qualcosa in più del livello dell'eccellenza. Intanto Piazzi va via a Carraro, va giù, ammonizione anche per Carraro. Bello stop a seguire, poi in ritardo Carraro, arriva il cartellino giallo anche per il numero 4 della Nuorese. Calcio di punizione per l'Ilva, sul pallone abbiamo Casazza e Verdoliak, si avvicina anche Bert sul punto di battuta. Si allontana Verdoliak, grappolo di uomini nei pressi della linea dei 16 metri, palla messa dentro, Attili la protegge, Cadau, poi Caggiu mette via, Berardi esce a tre quarti campo, attenzione alla pressione di Caggiu, deve disfarsi del pallone Bert, anzi si trattava di Aru, pericoloso Mattia Aru, al rientro da titolare dopo tanto tempo. A proposito di giovani interessanti sul fronte nuorese, quest'anno una politica societaria che sta davvero pagando, al di là del piazzamento in classifica che per certi versi può essere inaspettato, ma che poi è davvero il frutto dell'ottimo lavoro di mister Bonomi e della società che quest'anno ha deciso di buttare nella mischia tanti giocatori di Nuoro e del territorio che stanno rispondendo davvero bene. L'unico straniero, così possiamo definirlo, Filippo Carraro, giocatore sicuramente di grandissime qualità. Sull'altro fronte chiaramente abbiamo una squadra che ha appena lasciato la Serie D e che ci vuole tornare, gli investimenti della società sono andati in tal senso, ha trovato un campionato davvero scorbutico ed equilibrato, che ovviamente chi vede da fuori si sta godendo appieno con il grande equilibrio. Tanto Cadau recupera la Nuorese, Cocco, la sterzata, gioca all'indietro su Puddu, De Solis, quindi Carraro, all'indietro su Magia, ancora De Solis, Puddu, Magia, Carraro, Cadau, si è aperto a destra, gioca corto ancora su Cadau, cerca qualche varco la Nuorese, con l'Ilva quasi tutta protezione della propria metà campo. Si ricomincia da Puddu a sinistra, Puddu lo scambio con De Solis, quindi Tanda, arretra Cadau, ancora Tanda e si deve tornare da Magia, la prima linea dell'Ilva pressa alto. Per la Nuorese diventa un po' complicato trovare spazi, qui Magia sulla pressione di Bert, palla in avanti a Vitelli e poi Caio Piassi spedisce fuori, ancora Nuorese, Cadau dentro per Manca, finisce a terra Cadau e attenzione perché si torna indietro, Caio Piassi si prende il giallo per questo intervento in ritardo su Cadau.
Se abbiamo tenuto bene il conto, questo è il quinto ammonito. Cadau Esposito, Tanda Carraro e Caio Piassi. Calcio di punizione per la Nuorese, che comunque la sua grande occasione in apertura di secondo tempo l'ha avuta. Adesso siamo al 16°. Cadau in avanti a cercare Caggiu, cespica sul pallone, finisce a terra Caggiu, poi il pallone in avanti per Decenco, si alza la bandierina, fuori gioco di Caio Decenco, che è sembrata corretta questa segnalazione. Riparte la Nuorese. De Solis, Puddu, Cadau, Carraro, dentro per De Solis, quindi manca, problema di girarsi, manca, attenzione perché gli porta via il pallone Bert, palla che esce, rimessa per la Nuorese. Carraro, si fa vedere De Solis, ancora Carraro, riesce a giocare in orizzontale per Puddu, che adesso ha un po' di spazio per avanzare. Da Puddu a Tanda, alla sua sinistra c'è Cocco, ma si propone ancora, manca il pallone tra le linee, attenzione ad Aru che finisce a terra, si sbraccia il signor Savoldi, non protesta nessuno, palla che viene messa fuori. Intanto primo cambio alle viste per l'Ilva con Alvaro Lima che sta per prendere il posto di Caio Piassi, e anche sul fronte nuorese qualcosa sta per cambiare. Uscirà Tanda ed entrerà Caddeo. Vediamo se l'arbitro autorizzerà questi due cambi, uno per parte. Cambio per l'Ilva. Esce Caio Piassi, pochi 11, spunti Caio oggi Piassi. da parte sua, non ha inciso tanto, anche per merito della buona guardia fatta ed entra su con di il lui numero 20 da Alvaro Sergio Lima Catte, Scandellari, che è andato a chiudere su una potenziale occasione avuta dal numero 11 nel corso del primo tempo. Il cambio dell'Ilva è stato effettuato, adesso potrebbe arrivare quello della Nuorese, che però non è quello che vi avevamo detto. Esce Aru ed entra Pilu. con il numero 13 Aru, entra con il numero 21 Pilu. Cambio tra fuori quota, quindi fuori Mattia Aru, positivo il suo rientro da titolare, mancava davvero da tanto Aru. Al suo posto Salvatore Pilu con il numero 21. Non è stato fatto il cambio che abbiamo visto sulla lavagna in precedenza, magari verrà fatto dopo con Caddeo, che sarebbe dovuto entrare al posto di Tanda, ma è al momento congelata questa operazione. Qui Verardi batte in avanti, c'è il fallo in attacco di Decenco su De Solis, calcio di punizione per la Nuorese, già battuto. Carraro, Catte, rincorso proprio da Alvaro Lima. De Solis apre a sinistra su Puddu, davanti c'è Cocco, ma Puddu torna da De Solis, quindi Carraro per Cadau, Cadau si ferma, ancora Carraro, Puddu, Carraro, Cadau, esce su di lui Lima, Cadau prova a prenderlo in velocità, poi gioca ancora al centro su De Solis, da De Solis a Puddu, largo a sinistra, Puddu in verticale a cercare Manca, deve addomesticare il pallone, tenta un qualcosa tra un tiro e un cross, Manca, pallone che finisce oltre la linea di fondo. La rimessa è per Eva Maddalena. Verardi dialoga con Esposito, Esposito esce dall'aria, poi gioca lungo, Catte addomestica il pallone, lo gioca su Carraro, un pallone un po' complicato, poi De Solis arriva in aiuto, si torna a Magia.
Puddu, ancora Magia, quindi Cadau, apre su Carraro, Catte, quindi De Solis in avanti, cercare lo scatto di Caggiu ma è fuori misura il lancio di De Solis che finisce direttamente oltre la linea dell'out. Vediamo che la panchina della Nuorese sembra richiamare l'attenzione dell'arbitro, forse per un altro cambio, ancora no. Battuta la rimessa, qui Lima su Catte, poi interviene Cadau, Lima da terra se la riprende ma Cadau accetta il duello rusticano e va a prendersi il calcio di punizione, non si spaventa davanti a una evidente differenza di stazza Alessandro Cadau. Allora ancora la Nuorese con Cocco che la mette al centro, lungo per tutti, Verardi controlla l'uscita del pallone che esce oltre la linea di fondo. Senza fretta Tiago Verardi per la rimessa in gioco. Siamo quasi a metà della ripresa e diciamo che parte la traversa colpita da Puddu che non è stato molto fortunato. La Nuorese è un po' difettato nella reazione, attenzione a Decenco in area di rigore, Decenco calcia troppo forte, libera la Nuorese che adesso può distendersi con Tanda, Tanda manca, non ha un buon controllo, allora la recupera Casazza che prova a ribaltare l'azione, finisce a terra, non c'è fallo, attenzione al pallone che diventa buono per Caggiu, mette giù Caggiu, cerca il dialogo con Manca che non si chiude, ha recuperato l'Ilva. Da Lima a Decenco, quindi Bert la gioca in avanti, attenzione allo scatto di Attili, va a disturbare Catte, si prende la rimessa, Catte per Carraro, Carraro gira bene intorno ad Attili, poi gioca su De Solis, Puddu dentro per Cocco, Tessaro va a chiudere, poi il contrasto con Manca, interviene Verdoliak, buona l'idea per Cocco, Verdoliak gioca su Casazza, pallone arretrato per Tessaro che lo recupera, poi Verdoliak di nuovo in avanti, Cocco, serie di batti e ribatti, poi Casazza prova a mettere ordine senza riuscirci, la recupera la Nuorese con Cadau. Cadau affrontato da Attili, retropassaggio per Carraro, quindi De Solis torna da Magia, Magia per Carraro, deve alzare il baricentro la Nuorese, Carraro, Catte, Caggiu, pallone troppo lungo per il ritorno di Catte, quindi Lima interviene, la gioca dietro su Verardi, Verardi rischia qualcosa sulla pressione di Manca, poi Bert va su Lima, si ferma Alvaro Lima, quindi Vitelli, ancora Vitelli che gioca all'indietro su Verdoliak, scambio con Bert, quindi anche Alvaro Lima va a partecipare all'azione, Esposito in avanti, interviene Decenco, poi Decenco chiama allo scatto Vitelli che era rientrato da una posizione di fuorigioco, recupera la Nuorese con De Solis, quindi Puddu, tanto è quasi pronto il cambio che avevamo annunciato in precedenza con Cadeo al posto di Tanda e ce ne sarà anche un altro della Nuorese, poi andremo a vederlo nello specifico. Sta per entrare anche Falchi tra i verdi azzurri, cercherà di aggiungere qualcosa in attacco Bonomi. Carraro in avanti a cercare Cocco, fallo di mano di Cocco, allarga le braccia il capitano, un po' spazientito, ritenendo di averla presa con la spalla, ma il signor Savoldi non è d'accordo. Falchi prende il posto di Manca e poi quello che vi avevamo detto prima,
Escono Caddeo con al il posto numero 8 Tanda e con di il numero 9 Manca. Tanda. Entrano con il numero 17 Caddeo e con il numero 28 Falchi. Non dovrebbe cambiare granché nello schieramento, se non magari nell'interpretazione del ruolo da parte di qualche giocatore. Manca magari più centravanti di manovra, Falchi più di area di rigore. Per il resto resta con il 4-3-3 la Nuorese. Qui la battuta lunga di Federico Bono a cercare lo scatto di Attili, prima di lui De Solis che la mette fuori, guadagna metri l'Ilva con Casazza. Casazza lascia il pallone a Tessaro. Bert, si ferma Bert, il colpo di tacco, pallone che passa, Tessaro, Attili di testa sul primo palo, anticipa tutti, palla sul fondo ma c'è stata una deviazione, dunque calcio d'angolo per l'Ilva. E adesso Catte viene alto e quindi l'Ilva deve rinunciare all'attacco a piede organico, lascia due uomini alti la Nuorese, Caggiu e Catte, 3 giocatori a controllarli, ma i saltatori l'Ilva li ha mandati tutti in mezzo. Qui il cross verso il centro, Lima di testa, palla alta, non è riuscita a impattare bene Alvaro Lima ed è pronto un doppio cambio adesso per la squadra di casa, sta per uscire Attili e al suo posto entrerà Mondino e poi l'altro cambio lo vedremo insieme. Qui Caggiu prova a girarla verso Pilu, quindi Falchi vince il rimpallo, Falchi viene costretto ad allargarsi, c'è Bonu in chiusura e qui qualche polemica anche tra Falchi e Vitelli, prontamente sedata al direttore di gara che adesso autorizzerà i cambi, quindi Mondino prende il posto di Attili. Numero 10 Vittorio Attili. Vediamo il secondo. E con il numero 9 Caio Decenco. Esce Decenco, l'autore del secondo gol. Escono praticamente i due autori dei gol. Ed entrano con il numero 17 Valentin Alvarez e con il numero 19 Stefano Mondino. Il numero 17 è Valentin Alvarez. E allora anche qui non dovrebbero esserci cambiamenti significativi, perché Mondino prende il posto di Decenco al centro dell'attacco, mentre Alvarez potrebbe prendere in mezzo al campo quello di Vittorio Attili, ma adesso lo vedremo meglio. Intanto riparte la Nuorese, qui l'intervento su Caddeo che finisce a terra, si lamenta di un fallo, non è dello stesso avviso l'arbitro, il pallone nel frattempo è uscito, rimessa laterale in favore dell'Ilva Maddalena. Qui il colpo di testa di Pilu, palla che arriva in zona Carraro, poi Catte si accontenta della rimessa laterale. Catte ancora su Carraro, butta il pallone in avanti, poi Esposito la rimette sulla metà campo della Nuorese, palla che esce, attenzione perché Catte e Carraro stavano per battere assieme la rimessa laterale. De Solis, centrale per Pilu, ancora De Solis, Carraro, lancio lungo a cercare lo scatto di Falchi, Esposito di testa, chiude questa traiettoria. Ancora Catte, si avvicina a ricevere Pierpaolo Falchi, dietro per Catte, interviene Alvaro Lima, mette fuori, rimessa per la Nuorese che adesso prova il massimo sforzo per cercare di riaprire la partita. Catte, Carraro va a contrasto con Mondino, poi Alvarez per un attimo gli porta via il pallone, attenzione al corridoio di Caddeo per Caggiu, palla lunga, ma l'idea era buona.
L'idea era assolutamente buona. Pallone ha preso però troppa velocità e neanche uno come Caggiu è riuscito a rendere giocabile un pallone molto interessante. Riparte l'Ilva con Tiago Verardi. Palla lunga, il colpo di testa di Lima. Poi prova anche Mondino, ancora Lima. Mondino alza il campanile, attenzione ad Alvarez, la posizione regolare. Alvarez allarga su Casazza! 3-0 Ilva! Il gol realizzato dal numero 7 Daniel Casazza. Si è presentato bene Valentin Alvarez, è scattato alle spalle della difesa della Nuorese. L'apertura e il gol di Casazza in diagonale ha piegato le mani a magia. 3-0 Ilva. I giocatori della Nuorese se la prendono un po' col secondo assistente, forse sulla posizione di Alvarez. Ricordiamo sempre che sulle situazioni un po' più controverse chi ci segue da casa può anche tornare indietro col cursore e rivederle, cosa che non possiamo fare noi. E quindi 3-0 allo Zicchina. C'è stato il lampo di Pudu all'inizio della ripresa che lasciava presagire a una reazione importante della Nuorese, ma poi in realtà la squadra verde-azzurra non è riuscita a fare granché sul proseguo della gara. L'Ilva ha atteso Sorniona, ha trovato il gol del 3-0. Qui Magia si è preso qualche rischio ma ha guadagnato un calcio di punizione. Caddeo apre a destra per Caggiu, l'1 contro 1 con Vitelli. Caggiu costretto a girare a largo, poi Vitelli si arrangia un po' trattenendo il numero 19 e arriva adesso la munizione. Ancora qualche scaramuccia tra Bert e Caddeo, poi interviene Catte un po' nervoso, va un po' portato via. Catte lo sta facendo Carraro, poi Cadau va a fare da pacere. Si arrabbia un po' anche Alvaro Lima, saltano un po' i nervi in questa circostanza. Verdoliak che va a calmare Falchi. L'arbitro richiama a sé un po' tutti, vediamo se svolgerà ancora il suo ruolo da pacificatore. No, stavolta i cartellini li tira fuori, se lo becca Caddeo e se lo becca Bert, che ha poi un atteggiamento inutilmente provocatorio. E gli ammoniti cambio diventano 7, intanto un altro cambio per l'Ilva ed esce proprio Bert. Con il numero 4 Alan Bert. Al suo posto Nicola Serra. Lascia il campo Bert. Ed entra con il numero 22 Nicola E di nuovo qualche battibecco, stavolta con Cocco. Continua a polemizzare Bert, se la prende un po' anche mister Bonomi adesso e attenzione rosso per mister Bonomi. Che era già ammonito, lo sappiamo, qualche parola di troppo, ma insomma le immagini sono chiare. Forse qualcosa ha detto il mister, ma il clima era già particolarmente rovente e qualche perplessità c'è adesso, diciamola così. E prepariamoci alla ripresa del gioco con Cocco che andrà a battere un calcio di punizione verso l'area di rigore avversaria. Quando stiamo per entrare nel 36esimo minuto allo Zicchina, l'Ilva ha aumentato la sua forbice trovando il gol del 3-0 con Casazza.
Vediamo se ci sarà però la reazione d'orgoglio della Nuorese. La battuta di Cocco verso il settore sinistro, c'era Cadao ma prima di lui è arrivato Casazza, ha preso il pallone concedendo la rimessa laterale ai verdi-azzurri. Si stava proponendo Cadeo, Cadao lo serve, gli restituisce il pallone, poi ancora il dialogo stretto tra Cadao e Cadeo che esce bene dalla morsa dei giocatori dell'Ilva, poi si va da Catte, quindi Cadeo, pallone che non passa, e poi adesso è Serra che duella con Cadeo, si prende il fallo Nicola Serra, calcio di punizione in favore dell'Ilva Maddalena. Arriva il fischio del signor Savoldi, la battuta lunga di Bonu a cercare Lima, interviene Carraro che deve intervenire una seconda volta perché stava arrivando Alvarez, quindi Falchi protegge il pallone in mezzo ai giocatori dell'Ilva, finisce a terra Falchi, calcio di punizione in favore della Nuorese. Puddu, Cadeo, De Solis, Catte, torna indietro da De Solis, poi in avanti a cercare Cocco che deve rimontare su questo pallone, lo recupera il capitano della Nuorese, converge Cocco, Cocco prova a servire Cadeo, c'è una deviazione, la Nuorese guadagna un calcio d'angolo, va sulla bandierina di sinistra Cocco, quindi traiettoria a rientrare, arriva De Solis, arriva Carraro per dare una mano. Si muovono i giocatori della Nuorese al centro dell'area, li osserva l'arbitro. L'angolo di Cocco, Carraro che viene anticipato e poi c'è un fallo in attacco, calcio di punizione per l'Ilva. Ha tutto l'interesse adesso a rallentare i ritmi la squadra di casa quando mancano poco più di 7 minuti più recupero al termine della partita. L'Ilva è saldamente in vantaggio 3-0 a segno nella giornata di oggi Attili, Decenco e Casazza. De Solis, Lima perde palla sull'intervento di Cadau, poi Catte gioca su Caggiu, liscio di Caggiu, rimessa per l'Ilva. Battuta lunga di Esposito, poi lascia scorrere il numero 22 Serra, torna sul pallone, fermato da Cocco, tutto regolare, e allora Falchi si gira, chiama nel corridoio Caggiu, ma Esposito tiene la posizione e poi lancia in profondità verso Mondino, scusate, Cadau, quindi Carraro gioca all'indietro su Magia, pallone in avanti per Pilu, da Pilu a Puddu, quindi De Solis gioca all'indietro su Magia, Bonu di testa, arriva Cadeo di nuovo, da Cadeo a Cocco di prima intenzione cercare Caggiu, chiude la diagonale Vitelli, poi il pallone passa nel duello aereo tra Carraro e Mondino, ancora la Nuorese, ancora con Carraro in avanti a cercare lo scatto di Caggiu, Vitelli, quindi Verdoliak, Isha Verdoliak, non bello da vedere. Ancora Nuorese, Catte, Cadau, ancora Catte, cerca il corridoio per Cadau, chiude Alvaro Lima.
ancora Falchi, Catte per Cadao, ancora dentro per Falchi, non riesce a tenere il possesso del pallone, recupera l'Ilva con Alvaro Lima, in avanti a cercare Mondino, lo stop a seguire, ma Carraro si mette davanti con grande esperienza, gioca su Magia centralmente a cercare Caddeo, il pallone di ritorno, ancora Magia, spedisce in avanti, quindi Cocco riesce a servire Puddu, si fa ridare il pallone Cocco, da Cocco a Caddeo, quindi Catte, porta palla Catte, quindi Caddeo che viene anticipato dall'intervento di Alvarez, Alvarez si lancia da solo in contropiede, poi perde palla sulla pressione di Carraro, è tutto regolare, può ripartire la Nuorese con Pilu, si allunga troppo il pallone Pilu, poi prova a servire Falchi, Tessaro a chiudere, quindi Casazza, Virduliak, Alvaro Lima adesso prova un po' a congelare il possesso di Ilva Maddalena, si va da Verardi centralmente per Virduliak, quindi Esposito in avanti, il colpo di testa di Mondino, quindi Alvaro Lima, mette giù Alvaro Lima, quindi Alvarez chiama l'azione Casazza, è una chiamata un pochino ambiziosa, Puddu controlla, va da Magia, Casazza non smette di correre, De Solis ancora per Puddu, prova a salire la Nuorese, qui Puddu perde palla ma con un fallo, calcio di punizione in favore degli ospiti, Cocco la sventagliata a cercare Falchi, trova invece il solito Esposito, poi rischiano di pasticciare Esposito e Verdoliak, c'è il fallo di Falchi sul difensore, calcio di punizione in favore dell'Ilva. (43esimo in corso), mette giù il pallone Federico Bonu, uno degli ex di questa partita, l'altro non è entrato, gioca sempre nell'Ilva ed è anche nuorese, si tratta di Andrea Animo Bono, quindi attenzione a Casazza che gioca su Tessaro, quindi Verdoliak apre a destra, Alvarez non riesce a controllare un pallone decisamente complicato, e allora ancora la Nuorese con Carraro a Cadao, davanti a lui Lima, quindi Catte pressato dall'intervento di Vitelli, calcio di punizione, ancora qualche battibecco, Nuorese che riparte ancora con De Solis, sceglie il fronte sinistro dove c'è Puddu, da Puddu a Cocco, pressato alto da Casazza. Tanto leggiamo che l'Ossese è avanti sul Villasimius per 3-0, insomma sembra un po' delineata la situazione alla fine di questa 22esima giornata, crediamo sia la prima volta dell'Ossese in testa alla classifica, squadra rallentata dai tanti pareggi ma che è ancora imbattuta in questo campionato, 3-0 su Sant'Elena e primato a quota 42 davanti a Ilva e Nuorese che adesso sarebbero appaiate. Intanto attenzione a questo lancio per Cadao, gli rimbalza sulla testa e poi c'è un fallo ai danni di Vitelli, mentre alla Lanusei il Tempio dovrebbe essere avanti per 2-1 sulla Lanusei e questo vale il sorpasso del Tempio proprio sugli Ogliastrini al quarto posto in classifica. Tempio a quota 37 starebbe riscattando la sconfitta interna con l'Ossese, la squadra di Giuseppe Cantara. Stop invece per il Lanusei che si adagia al quinto posto in classifica. Tanto seguiamo adesso l'azione di Alvarez, il tacco a cercare il Lima passa in mezzo a tre giocatori, poi serve Alvarez sulla sinistra, Alvarez la mette al centro, troppo alto per tutti e allora recupera Cocco per la Nuorese, Cocco centralmente per De Solis, qui rischia un po', poi De Solis commette fallo su Serra, calcio di punizione giallo per De Solis, sbagliato il primo controllo, ha provato a rimediare con il secondo.
Il prossimo turno, intanto 3 minuti di recupero assegnati, il prossimo turno la nuova capolista ossese sarà Santa Teresa, trasferta anche per l'Ilva sul campo del Tortolì. La Nuorese riceverà il Villa Simius, Nuorese che subisce l'ennesima sconfitta in trasferta, dovrebbe essere la sesta, ma Nuorese che ha sempre saputo rimediare a questi stop facendo valere la legge del Franco Frogheri. Nuorese e Ilva sono le migliori squadre di questo campionato nelle partite interne. Appuntamento ovviamente a domenica 1 marzo per un altro capitolo, ne mancano ancora 8 di questo avvincente ed entusiasmante campionato di eccellenza in cui i ribaltoni sembrano quasi non fare più notizia. Tanto la battuta di Alvarez, palla sull'esterno della rete, era proteso in tuffo magia, sembrava comunque esserci su questo pallone il portiere della Nuorese. Carraro, Caddeo, De Solis, Puddu, presa alto l'Ilva, non sembra essere sazia la squadra di Giancarlo Favarin, per lui oggi potrebbe essere la prima vittoria nella sua nuova avventura da allenatore dell'Ilva. Aveva debuttato con una sconfitta sul campo dell'Atletico Uri. Vrdoliak in avanti a cercare lo scatto di Alvarez, non riesce a tenere il pallone in campo Valentin Alvarez e dunque rimessa a fondo campo per la Nuorese. Siamo dentro il recupero, siamo quasi in chiusura, vi ricordiamo highlights e interviste in settimana ai protagonisti di questa partita. Vi ricordiamo come programmazione di Directa Sport anche l'appuntamento con il Muay Thai stasera alle ore 20 dal Pala Carducci qui alla Maddalena, 7 incontri particolarmente interessanti dell'arte delle 8 armi che sbarca per la prima volta qui sull'arcipelago. Poi seguite la ricca programmazione di Directa Sport tra oggi e domani, ogni weekend sui campi con tantissimi eventi da raccontare di calcio e di tante altre discipline. Abbonatevi al canale per conoscere tutte le novità. Qui l'invito di Alvarez per Mondino è troppo lungo, recupera Magia, Cocco gioca su Puddu, ormai si attende solo il fischio finale. Carraro gira intorno a Mondino, poi gioca su Cadao, vediamo se la Nuorese si regalerà un ultimo sussulto. Cadao supera la linea di metà campo, poi vede a sinistra Cocco affrontato da Casazza, colpo di tacco a cercare Puddu, poi il pallone di ritorno che non arriva e su questa azione finisce la partita qui dallo Zicchina della Maddalena. L'Ilva trova la prova di forza che cercava andando a battere la Nuorese per 3-0, una vittoria che consente ai maddalenini di agganciare la squadra verde-azzurra adesso al secondo posto in classifica, quota 40 dietro all'Ossese, prima in classifica 42. Vittoria meritata per la squadra isolana, Nuorese un po' leggera in avanti, ha avuto la sua occasione a inizio ripresa con Puddu ma poco altro. L'Ilva che già si trovava avanti con un doppio vantaggio nel primo tempo ha legittimato e ha trovato il gol del 3-0. Si chiude il capitolo 22 di questo campionato entusiasmante, attendiamo il capitolo 23 che potrà regalare altri colpi di scena. Dallo Zicchina è tutto, ringrazio voi che ci avete seguito da casa, in particolare chi ci ha seguito dallo Smile Café di Lele, partner della Nuorese, prezioso partner della Nuorese. Ringrazio Mauro Farris per la collaborazione alle immagini e alla regia. Highlights e interviste in settimana, per ora è tutto qui dalla Maddalena, un augurio di un buon proseguimento di serata.